Sulla situazione della sanità nuorese, Sardo in generale interviene con una nota a Torellai, portavoce del Movimento 5 Stelle di Nuoro, che si sofferma sui temi del project financing e sul servizio di elisoccorso, in particolare sulla scelta di posizionare i 3 elicotteri negli aeroporti di Olbia, Cagliari e Alghero, escludendo il capoluogo barbaricino. Lei parla di scelta vergognosa e insensata. Nuoro offriva garanzie su tutti i fronti, scrive lei, dal punto di vista logistico, avendo una collocazione al centro della Sardegna, ma anche dal punto di vista della struttura ospedaliera. Infatti, per reparti specialistici, Nuoro è strutturata meglio di Olbia e Alghero. Per il consigliere comunale dei 5 Stelle rimane forte il sospetto che, tra le altre cose, la scelta sia indirizzata anche da logiche di privatizzazione della sanità. Questo considerato che l'appalto previsto per 91 milioni di euro dovrebbe escludere i vigili del fuoco, ponendo quindi anche forti dubbi sulla convenienza economica. Sembra quasi una beffa, scrive lei a questo proposito, che con la nuova legge di riforma sanitaria sia previsto l'Areus, l'azienda regionale per l'emergenza e urgenza, con sede a Nuoro. Secondo lei, il fatto che la sanità in Sardegna rappresenti la fetta maggiore di denaro pubblico da gestire finisce per attirare tanti appetiti. Una sanità di fatto commissariata, sottolinea l'esponente dei 5 Stelle, perché è sottoposta a un piano di rientro introdotto dalla legge finanziaria del 2005. Questa la disponeva per le regioni in disavanzo come la Sardegna, obbligate a procedere ad una ricognizione delle cause dello squilibrio economico e all'elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione. Una sanità che per lei si trova in una situazione di commissariamento permanente da Roma, una situazione che denota all'esponente dei 5 Stelle una incapacità di autogoverno della classe politica regionale con la conseguenza di sprechi economici e di cattivi servizi per i cittadini, perché aumentano i ticket e si allungano le liste d'attesa. Clamorosa la denuncia, sottolinea lei, di 558 giorni di attesa per fare una mammografia nell'ASL di Nuoro. L'esponente dei 5 Stelle boccia anche la nuova riforma che ha portato alla creazione dell'azienda per la tutela della salute a livello regionale con la nomina di un manager che arriva da fuori, Fulvio Moirano, che gestirà a 3 miliardi di euro la metà del bilancio sardo.